uno studio vagamente affollato. Io non so se sarei in grado di evadere, perché si vede, di fianco a me si vede soltanto una vecchia conoscenza che è Vanessa Perluga nell'inquadratura, no, nel senso che ci conoscevano un po', perché quelle più giovani è tecnicamente impossibile conoscerle. Però vede, posso darle un consiglio? Usare il microfono. Microfono, eccolo. Ecco, messo così, Così, viene anche perfetto. meglio. Perché se facciamo vedere cosa c'è davanti, attorno, di fianco, siamo veramente, per certi versi, forse la puntata più bella, perché raccontiamo come il mondo dell'equitazione arrivi poi a quelli che saranno i protagonisti non solo dell'equitazione, ma anche del mondo di domani. Molto fortunati qua. E amando i cavalli, amando gli animali, forse abbiamo di fronte persone migliori di quelle che purtroppo non hanno la possibilità neanche di avere un rapporto con gli animali. Dico bene? Esatto, questi ragazzi già da piccolini frequentano i maneggi, frequentano gare, comunque manifestazioni all'aria aperta, sono impegnate tutti i pomeriggi dopo scuola ad allenarsi, quindi hanno una vita molto complicata e molto impegnata. Ma Già anche da molto piccoli. fortunata. Molto fortunata, sì sì. Allora, abbiamo parlato fin qua spesso in questi giorni di eccellenze come Anna Cavallaro per quanto riguarda gli atleti veneti. Devo dire che chi ha appena parlato è un'eccellenza veneta per quanto riguarda il mondo invece degli insegnanti, degli istruttori, perché ricordiamo che lei è responsabile nazionale di questo bellissimo sport che è il dressage. E quindi è davvero un onore per il Veneto esprimere non soltanto grandi atleti ma anche persone che questi atleti li formano. Allora, dato che ho l'impressione che noi maschietti siamo in minoranza, come stai lì in fondo? Com'è il tempo? Tutto bene, Tutto bene lì in grazie. fondo? Benissimo, benissimo. Allora, che effetto fa a una persona che arriva dal mondo dell'impresa, visto che lei si occupa, mi sembra, per stinchi? Noi facciamo protezioni principalmente per cavalli. Beh, che effetto fa vedere questa popolazione qua attorno? Beh, fa sicuramente molto piacere vedere atleti già affermati in passato e soprattutto le nuove leve che verranno avanti per il futuro avvicinarsi ed interessarsi ad un mondo che ovviamente a modo mio è veramente interessante, formativo ed assolutamente importante per le nuove generazioni, come l'equitazione. Un ospite che avevamo conosciuto anche qui sulla pagina Facebook, sempre qui a Verona, ci siamo incontrati a Somma Campagna, in quel caso si parlava di uno stage di salto ostacoli. Non volevo dire una stupidaggine, e dato che parliamo di una mental coach, non so se fare la prima domanda su che rapporto ha con questa tribù o se che rapporto ha con gli atleti del dressage, non so da cosa voglio cominciare. Ma in realtà con entrambi il rapporto è ottimo e devo dire che il grosso del lavoro lo fanno sempre loro e i loro tecnici. Quello in cui mi inserisco io è solo dare una mano a trovare magari il giusto equilibrio per far sì che si riesca ad ottenere il massimo in allenamento e poi in concorso. Allora, credo che di loro la più vecchia, chi è la più vecchia qui dentro? Forse Sofia o Silvia, che sono le più No, grandi. per me, no, lei è più vecchia. Emily di età cioè, forse. Sì, lei sì. no, anche perché ormai voglio dire è proprio Emily vecchissima. Vecchissima, è da rotta- è da- vecchissima, è da- quanti anni? 15. Vecchia. Mamma mia, Vecchia. ormai. Mentre ti chiedo se poi credo la più piccola deve essere quanti anni? 6. 6. Allora, visto che parliamo di generazioni nuove, cambia l'approccio che hanno con lo sport questi bambini rispetto magari a quelli, perché credo che tra lei e lei ci siano 3 generazioni. O quelli che magari negli anni 25, vecchi come lei, Vecchi come me. che viaggiano poi dolorosamente verso i 30, cioè Mamma no, mia. che tragedia. Che brutta cosa. Rimanere giovani come noi non è da tutti, voglio dire. Cambia il rapporto, l'approccio che hanno? Allora, assolutamente sì, ma come è giusto che sia. Nel senso che i bambini ancora abbastanza piccoli iniziano ad approcciare le prime No, mi gare. chiedevo se cambia il rapporto, non tanto se cambia, cioè se sono diversi da quelli che oggi ne hanno 15 quando ne avevano, che lei non è ancora nata però. Ma dal mio punto di vista, almeno per la mia generazione no, nel senso che l'agonismo era già molto molto strutturato, già 27 anni fa, e cominciava a diventare un gioco serio molto precocemente nella nostra disciplina.
Precedentemente so che invece era collegato a eventuali ingressi in accademie militari, piuttosto che, quindi andavamo verso i 18 anni. Sicuramente i tempi sono cambiati. La cosa importante è che poi riescano sempre a mantenere un equilibrio tra quello che è l'agonismo e la loro età. Mi sembra missione fondamentale. Voi quanti anni avete invece? 15. 15? 15. C'è proprio c'è questo vecchiume di cui non... Si assale. Loro sono tutte, dal punto di vista sportivo, nate con il dressage o arrivano da altre discipline? Adesso in questo momento sono tutte dressagiste, non so se qualcuna ha fatto un pochino di salto ostacoli, ok? Tu? Lei lo fa ancora, No. lui fa tutte e due sempre. Tu fai anche salto ostacoli? Sì. Sì, E cosa ti piace di più? salto ostacoli. Ma non puoi dirlo così. È la sincerità. Vabbè, non importa. Ma posso dire, ma è giusto che dicano, è che giusto. dicano quello che pensano, ed è anche giusto che provino anche cose che gli piacciono di meno, perché soltanto provando potrai sapere se un domani potrebbe piacerti di più. Sì. Quindi per fortuna che chi magari non conosce una disciplina, che ne preferisce un'altra, la sperimenta, altrimenti sarebbe sbagliato. Quindi in realtà è una risposta che sta bene. Benissimo, anche perché quando sono così piccoli la cosa migliore è che provino un po' tutto, anche proprio per il corpo, per il fisico, che possono avere molte sensazioni con i pony, con i cavalli in tutte le discipline, è la miglior formazione poi a livello agonistico. Quello che è bellissimo vedere qua in tutti questi ragazzi è che partiamo proprio dalle categorie più piccole del multidisciplinare che sono qua presenti fino ai ragazzi che hanno già fatto i campionati europei, e per me era Chi ha fatto i campionati europei? Silvia quest'anno e Sofia Sì, no, l'anno no, scorso. Campionati europei, alzare la mano, chi li ha fatti? Alzate la mano. No, come è andata l'esperienza? Come è andata? È stata bellissima. Bellissima? Molto bene, sia lo scorso anno che quest'anno. Allora, una cosa, domanda, se mi sentite, alzi la mano chi di voi ha fatto salto ostacoli in vita sua? devo No, dire ma è la giusto. verità, Ma è sì. giusto. Chi di voi ha scelto che farà soltanto dressage? Lei questa la cacciamo perché lei ha No, va bene così. No, dai, scherzate, però è bello vedere come tanti hanno fatto salto ostacoli, in realtà però tanti hanno scelto di fare soltanto dressage. Esatto. Anche perché mi sembra che questa disciplina in questo momento in Veneto davvero sta facendo un cambio generazionale. Sì. Difatti adesso il nostro compito sarà far crescere questi piccolini che quest'anno sono usciti con le Poniadi. Abbiamo qua dei ragazzini che hanno rappresentato già benissimo il Veneto a squadre e speriamo che crescendo possano tutti quanti arrivare a un livello di campionati europei. Magari il Veneto è sempre stato forte a portare i ragazzi dai piccoli livelli ai massimi e speriamo che anche queste nuove generazioni seguano le tracce dei nostri più grandi. Abbiamo molto parlato in questi giorni di benessere sia degli atleti che dei cavalli. Parlando di dressage, queste cose che voi producete per proteggere il cavallo, mi risulta che non si usano in gara ma si usano in allenamento, è corretto? È corretto, sì, perché in gara solitamente vanno senza protezioni, però è importante che i cavalli siano sempre ben protetti durante l'allenamento di tutti i giorni, ma non solo, anche quando i cavalli sono in paddock, perché giustamente devono anche potersi rilassare ed essere tranquilli, per cui noi cerchiamo di fare in modo che i prodotti siano comodi, confortevoli per i cavalli e che li aiutino nel lavoro di tutti i giorni. Poi il grosso lo fanno appunto gli atleti, che sono sia i cavalli che le loro amazzoni o cavalieri, e gli istruttori. Era giusto per spiegare appunto come il benessere del cavallo si sviluppa nelle 24 ore e uno non deve limitarsi a guardare, dato che siamo in fiera cavalli dove sì, ci sono le gare, soltanto il momento della gara, ma poi c'è tutto il resto della giornata appunto, e voi pensate a tutto il resto della giornata, è corretto? Noi pensiamo a tutto il resto, sia pre-gara e anche post-gara, con dei prodotti che aiutano proprio il cavallo post sforzo oppure post prestazione, per aiutarli a mantenere una condizione fisica ottimale. Prossimi appuntamenti per il dressage del Veneto, siamo a fine stagione. E adesso siamo ancora in un punto molto importante della nostra stagione. La prossima settimana abbiamo... Guarda caso, domande casuali. Ma difatti adesso devono correre a casa a allenarsi subito, perché la Prossima prossima settimana abbiamo i campionati regionali dove tanti di loro saranno presenti, e poi a fine mese, importantissimo, abbiamo la Coppa delle Regioni
con le squadre, dove stiamo ancora facendo una piccola selezione, faremo ancora uno stage anche con Olimpia e poi porteremo, spero, la squadra migliore possibile a rappresentarsi con tutte le altre squadre d'Italia. Abbiamo parlato di campionati regionali, vogliamo dire dove? Al Cristallo, la prossima settimana a Casale sul Sile, c'è già un bel numero di iscritti, tanti giovani e un bel vivaio del Veneto, spero promettente, per poi organizzare anche la prossima stagione, perché ormai questa è alla fine, ma stiamo già preparando la prossima con tanti pensieri, tante cose da organizzare e tanti piccolini che abbiamo visto in gara quest'anno per la prima volta, che ormai faranno parte degli esperti l'anno prossimo. Coppa delle Regioni invece ospitata dove? Quest'anno siamo a Cervia, all'ultimo fine settimana di novembre e i primi di dicembre, un posto storico bellissimo e speriamo che potremo andare con la squadra più forte possibile. Dato che ha parlato ancora di questo incontro prima della Coppa delle Regioni, quale sarà il suo ruolo in quel momento? Spieghiamolo così facciamo capire a chi è a casa cosa succede. Certo, diciamo che dovendo focalizzare tutto in un unico incontro, l'aspetto principe è quello di riuscire a fare in modo che le ragazze che si troveranno lì poi a dover competere assieme riescano a percepire uno spirito di gruppo e quindi un aiuto che denoti una vera squadra. Dopodiché ovviamente io in quel momento sono a disposizione per eventuali piccole strategie su quel che può essere un'ansia competitiva, piuttosto che un pensiero, una preoccupazione, così che possano arrivare lì alla Coppa con le migliori carte in regola per potersela giocare. Facciamo anche qualche telefonata dell'ultimo minuto con interventi di 30-40 minuti di mental coach al telefono. Questo ormai davvero? è normale. Chi paga la bolletta? Questo. Perché è inquietante. Fise Veneto. È inquietante. Allora, io vorrei fare una piccola cosa. Vorrei che poi passando il microfono diceste il vostro nome, gli anni e il circolo di appartenenza, così almeno lo raccontiamo. Partiamo da? Anna, 15 anni e sono del centro ippico novese. Sono Sofia, ho 15 anni e vengo dal centro ippico novese, anch'io. Sono Anita, ho 10 anni e faccio parte del circolo ippico Il Cavallo e Vita. Grazie, passiamo alla tua socia. Al nostro gigante. Sì, Sono Vittoria Gallo, 6 anni e vengo dal Sporting Club Paradiso. Perfetto, passiamo a lei, preparatissime. Francesca Gallo, ho 8 anni e vengo dallo Sporting Club Paradiso. Grazie. Sono Agata, ho 12 anni e vengo dal centro ippico novese. Sono Matilda, ho 11 anni e vengo dal centro ippico novese. Sono Annika, ho 10 anni e vengo dal centro ippico novese. Sono Arianna, ho 13 anni e vengo dal centro ippico GB Equestrian Team. Passa pure alle nonne qua Sono dietro Silvia, che... ho 14 anni e vengo dal centro equestre Il Casale. Sono Sofia, ho quasi 14 anni e vengo dal circolo equestre Il Casale. Sono Emily, ho 15 anni e faccio parte del centro equestre Il Casale. E allora, una cosa, abbiamo tutte ragazze, prima scherzavate un po' sul gossip di alcune di loro. Perché si ride? C'è gossip anche su di lei? No, magari no. C'è un po' di gossip, ma i maschietti nel dressage. Vanno un po' a periodi, ogni tanto ce n'è qualcuno. Devo dire che abbiamo più ragazzine, però ci sono anche dei ragazzi. Adesso in questo momento in Veneto a livello agonistico così non ne abbiamo. Ma A livello nazionale? a livello nazionale ce ne sono anche molto forti e magari saranno da traino per qualche giovane che magari si vuole avvicinare alla disciplina. Perché se uno guarda il movimento dell'equitazione, credo che, non dico il 90, ma almeno l'80% è al femminile. Qual è il motivo secondo lei? Forse perché le ragazzine cominciando così da piccole associano un po' il pony a un animale così da compagnia, lo coccolano, se lo portano in giro, arrivano in maneggio, gli piace proprio il contatto con l'animale, quando magari i ragazzini così piccoli magari fanno già calcio, fanno già qualche altra attività sportiva, poi magari continuano a livello agonistico più alto di più i maschi tante volte, le ragazze poi a qualche età si fermano, però adesso i maneggi sono veramente frequentati tanto da ragazzine che proprio amano i loro pony, amano i loro cavalli, stanno lì tutto il giorno, i maschietti magari fanno altre cose.
Il gossip, pensavo che alla sua età in effetti mi innamorai di una francese che montava nel mio stesso circolo ippico, anche Jacqueline, me lo ricordo ancora, il mio primo grande amore nacque a cavallo, effettivamente. Ma lui va a cavallo? Non va a cavallo, va bene. Che cosa possiamo dire ancora sul mondo del dressage per raccontarlo a chi è a casa? È una disciplina, tra le discipline olimpiche sicuramente una delle più appassionate ed eleganti, e queste ragazze lo fanno con tanta passione. Come tutte le discipline sportive, quando si arriva a un livello agonistico ci vuole veramente tanto impegno, e quello che è bellissimo vedere in queste ragazze è che le famiglie li sopportano, li portano, qui nessuno ha la patente, sono tutti trasportati da nonni e genitori con grandi sacrifici veramente per le distanze, per le famiglie, ed è una cosa bellissima vederli arrivare fino a qui. Abbiamo parlato spesso in queste giornate dei cavalli nelle varie discipline. Per quanto riguarda il dressage, i cavalli italiani, parlo di cavalli in Italia, non di cavalli nati in Italia, come siamo messi? Come in tutte le discipline si arriva bene fino a un certo livello, poi arrivare ad alti livelli agonistici si fa fatica per una questione di costi, di spostamenti, di impegni. Diciamo che adesso a livello giovanile c'è un bel numero. Parlo dei cavalli, parlo la qualità dei cavalli. Qualità dei cavalli adesso... Si parla dell'endurance, purtroppo i cavalli buoni si li comprano tutti gli Emirati Arabi, siamo sinceri. Sì. Parliamo dei cavalli da dressage. Si fa fatica a trovare i buoni cavalli ad alto livello agonistico come in tutte le nazioni, poi l'Italia non è una nazione che ha una gran storia a livello di dressage, ci sono però adesso dei buoni allevatori che si stanno impegnando molto per creare delle linee disponibili anche qua in Italia, e c'è un bel movimento adesso di cavalli giovani che vengono anche affidati a dei nostri cavalieri giovani, e questa è una cosa che è veramente nuova. Si possono vedere dei ragazzi che hanno fatto le Poniadi, le gare giovanili, che adesso incominciano a gareggiare con i cavalli nati e allevati in Italia in dressage. Questa è una cosa veramente nuova per noi, per questo movimento. Grazie mille. Allora, prima di dare la linea a Roberta Zorzi vorrei tentare di imitare la nostra presidente Clara Campese di ieri. Io dico, mi sentite ragazze? Io dico Fise Veneto e voi dite i Pipurrà, ok? Pronti? Ci state? Pronte? Tutte assieme? Pronte? Fise Veneto! Pipurrà! Un altro? Pipurrà! Roberta! Brave ragazze, bravissime! Ciao Fabio, io questa terza giornata qui a Fiera Cavalli la inizio in compagnia di Stella Brugnone. Stella Brugnone, prima amazzone e ora fisioterapista, ha cambiato completamente professione, ha abbandonato i campi gara per intraprendere questo nuovo ruolo. Sentiamo un po' come mai questo cambiamento e di cosa si tratta questa nuova professione. Buongiorno a tutti, sono Stella, come già anticipato Roberta, ho passato tanti anni montando a cavallo, dopodiché ho lasciato per continuare con gli studi, anche se la passione è sempre rimasta, tanto che ho deciso di scegliere fisioterapia per poter lavorare sia con gli umani che con i cavalli. Al mio ritorno in Italia, dopo essermi laureata all'estero, ho voluto iniziare un progetto per quanto riguarda Fise Veneto per lavorare con i ragazzi da un punto di vista della preparazione fisica, cosa che purtroppo in questo sport un po' manca. Adesso con il comitato stiamo lavorando già da un anno a questa parte con questi ragazzi qua e devo dire che sta dando i suoi frutti. Infatti sappiamo che tu oggi ti trovi qua perché proprio come vedono i nostri ospiti dallo studio, alle nostre spalle si sta svolgendo la prima manche del Gran Premio Under 21. Dunque tu questi ragazzi, 5 componenti della squadra, li hai seguiti per un lungo percorso per arrivare fino a qui. Esattamente, sono stati fatti degli stage mensilmente in cui i ragazzi venivano comunque valutati, seguiti, trattati in caso di bisogno. Abbiamo fatto questo lavoro insieme in modo tale da arrivare con una preparazione fisica adeguata agli appuntamenti importanti quali questo dove siamo a Fiera Cavalli. Una preparazione che loro possono poi proseguire anche senza il tuo aiuto quotidiano, dando magari delle cose da seguire personalmente, giusto? Certamente, questo lavoro è strutturato, diciamo che io gli ho dato un imprinting sul modo in cui lavorare, però dopo a casa questi ragazzi lavorano, c'è una parte che viene fatta prima del montare a cavallo, una parte che viene fatta dopo, appunto per poter dare al corpo il giusto equilibrio, la giusta elasticità e al momento del bisogno ovviamente la giusta flessibilità.
Noi ringraziamo Stella, la liberiamo perché come già detto abbiamo tutti i 5 componenti della squadra veneta che stanno già facendo le varie competizioni questa mattina, dunque Stella deve tornare al suo lavoro. Grazie Stella, a te Fabio la linea. Grazie. (14:21 secondo il mio telefono, gli chiedo 14:22, 38 minuti, siamo di nuovo in diretta qui dal padiglione 5 alla Fiera Cavalli, dove c'è l'Arena Fise, dallo stand di Fise Veneto, e l'ospite sarà Marco Di Paola, presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri. Ore 15, ci ritroviamo.